Del Centro Culturale Roberto Ronchi e la linea va subito l'avvocato Francesco Nosari. Ciao Francesco, benvenuto. Ciao grandissimo, benvenuto a me e un saluto cordialissimo, un abbraccio a tutti i nostri radioascoltatori. Siamo qui in attesa di collegarci con Tina, se riusciremo a raggiungerla, perché dovrebbe essere raggiungibile, o a meno che sia a lavorare in qualche banchetto o presso la festa dei nonni a Baggio. Quello che abbiamo anticipato già 2 settimane fa, quello che abbiamo anticipato prima delle vacanze estive, vediamo che un po' alla volta assume una sua consistenza. Da un lato la nostra intenzione di spingere l'acceleratore, di schiacciare l'acceleratore sotto un profilo più strettamente culturale. L'abbiamo constatato, abbiamo visto che sempre più necessitano idee precise, valutazioni molto asettiche, se si vuole, anche meno passionali, maggiore attenzione. L'abbiamo visto in occasione in particolare del referendum scozzese. L'abbiamo visto con il referendum scozzese perché l'apporto culturale che doveva essere dato, doveva essere la base, il fondamento della decisione dei popoli scozzesi, alla fine è stato deviato, è cambiato. Cioè è tornata la logica dello scambio. Quanta convenienza ho in cambio di qualcosa? E dall'altra parte, da parte degli indipendentisti, da parte degli autonomisti, la mancata esplicitazione, la mancata chiarezza nell'esplicitare quelli che sarebbero stati gli effettivi comportamenti, le strutture, i comportamenti, le decisioni da prendere per rendere non solo questa indipendenza possibile, ma addirittura, come dovrebbe essere, profittevole. Per quale motivo riteniamo che prima o poi comunque si vada verso strutture più piccole, autonome, indipendenti, che abbiano riferimento a nuclei popolari, a nuclei sociali coesi e non a stati nazionali che sono già finiti con la seconda guerra mondiale, però continuano a sussistere e provocheranno sempre più guai, sempre più danni. Perché? Ma per un semplice motivo. Il fenomeno globalizzante, la globalizzazione come si chiama, ha provocato effetti diretti fra ciò che può accadere in qualunque parte del mondo e casa nostra. Cioè, se brucia, che ne so, la foresta amazzonica in Brasile, immediatamente attraverso il sistema finanziario, attraverso il sistema delle borse, immediatamente ne abbiamo un riflesso in casa nostra. Qual è l'ovvio, istintivo sistema che si attua, il metodo che si attua in questi casi? Si spezzano i rapporti unitari, si fa in modo che magari rallentando un po' rallentando il meno possibile, ma rallentando anche un po' le connessioni che servono, quelle virtuose, quelle positive, si fa in modo che l'effetto negativo non ricada immediatamente su tutti e possa essere devastante e sostanzialmente non arginabile, non difendibile. Questo è il criterio, quindi un po' come avviene per fare un esempio così fisiologico, per quanto riguarda i sassolini che tutti abbiamo nell'apparato delle orecchie, per l'equilibrio. È chiaro che l'equilibrio, questa massa di sassolini si muove a seconda di come noi muoviamo la testa, però questi sassolini non sono un unico sasso che a quel punto creerebbe non equilibrio ma squilibrio, bensì sono una serie, una quantità enorme di piccole pietruzze che rendono questo equilibrio possibile anche con le variazioni meno prevedibili e più imprecisate. Questo è nella sostanza quello che si verifica oggi e che è inevitabile che si verifichi. L'Europa non potrà che essere un'Europa
dei popoli, delle popolazioni che hanno già una loro coesione, una loro forza di coesione, ma che hanno un controllo territoriale molto più limitato e che verranno a costituire quei tanti sassolini che creeranno l'equilibrio e che faranno sì che qualunque evento avvenga attraverso il fenomeno globalizzante della globalizzazione, non tutti e non nell'intero vengano subiti gli effetti negativi, anzi che questi effetti negativi vengano dispersi, possano essere in qualche modo, un po' come un'operazione antisismica, insomma, possano essere in qualche modo frenati e resi innocui. Questa da un punto di vista generale, così, la visione generale. Però occorre anche valutare, questa visione generale ha un effetto, è un momento di passaggio, si passa dalle vecchie strutture degli stati nazionali a nuove strutture e a nuovi sistemi e nuovi equilibri, come si diceva, come sono questi, bene, come quelli che si ipotizzano. Bene, a questo punto è evidente che quali sono i sentimenti, i ragionamenti che la gente fa. Primo, la convenienza, e quella è la prima cosa che è venuta fuori anche in Scozia. Tutti i contadini scozzesi ricevono i contributi da Londra e hanno pensato che i contributi dovevano essere messi al sicuro. Le pensioni vengono pagate da Londra, quelle pensioni dovevano essere messe al sicuro. Quindi io ti do il voto in cambio di un qualcosa, cioè in cambio del mantenimento di questi vantaggi. Questa è un po' la logica che ha fatto prevalere in Scozia il voto per il mantenimento dell'Unione con la Gran Bretagna, dell'appartenenza alla Gran Bretagna. Dall'altro lato c'è da dire che un 45% dal mio punto di vista è stato nettamente superiore anche alle mie più rosee previsioni. Io avevo previsto al massimo un 40%. Va al di là di queste previsioni, anche perché evidentemente comunque c'è un sentimento, c'è un istinto di salvezza, di cambiamento, di non sentirsi più legati a un criterio, a un sistema vecchio, obsoleto, e che comunque ha fatto presa, che ha fatto breccia all'interno della coscienza della popolazione, che, come ha detto giustamente il primo ministro britannico Cameron, ha sì rinviato di una generazione il problema, ma lui stesso si rende conto, rinviato di una generazione, non è risolto. È un problema che si porrà adesso con il fenomeno, con il problema col referendum catalano, e lì già le cose potranno essere molto diverse, si porrà con l'altrettanto importante, altrettanto decisivo referendum veneto. E qui apriamo apriamo la porta a tutte queste valutazioni, a tutto questo insieme di cause-effetto che in qualche modo dobbiamo considerare. Il rapporto fra lo Stato nazionale, fra la Gran Bretagna e la Scozia, e invece fra il Veneto piuttosto che la Lombardia e lo Stato nazionale italiano ha natura evidentemente diversa. Lo Stato nazionale italiano è uno Stato nazionale che è stato generato da una casa reale, dai Savoia, una monarchia piuttosto dura, piuttosto retriva e oppressiva. Quindi tutto ciò che la storia dell'unità d'Italia, tanto discussa adesso, al di là delle polemiche andata bene, andata male, è tutto meno che una storia di popolo, è tutto meno che una storia di emancipazione culturale. È sostanzialmente un qualcosa che si è venuto a formare, è una conquista. Dopo la conquista si è creata la necessità, dopo la Prima Guerra Mondiale, si è creata la necessità di avere comunque un equilibrio fra le diverse parti dello Stato. Il regime fascista ci ha provato, soprattutto facendo ricorso al sentimento, non c'è riuscito. Dopo la guerra si è aperta quella fase di democrazia partitica
che man mano è andata corrompendosi. Oggi come oggi abbiamo uno Stato nazionale che, secondo il nostro punto di vista, è fondato sulla corruzione, lo dicono i giudici, lo dicono ormai anche gli opinionisti, lo dicono gli studiosi, da un lato sulla corruzione, dall'altro è fondato sull'inefficienza, sempre più costoso perché ci guadagna, ci mangia un sacco di gente, sempre meno efficiente, sempre meno conviene o addirittura è possibile iniziare le normali attività economiche che da sempre sono sviluppate, sono svolte nella storia dell'umanità. Sempre meno è possibile sviluppare queste attività all'interno di dei territori su cui domina, incombe questa struttura, questo Stato nazionale italiano, centralizzato e corrotto. Ora, prepararsi a questo, al dover necessariamente cambiare, se no non si vive più, non si lavora più, poco alla volta si viene oppressi, soffocati, è qualcosa che bisogna cominciare a pensare. È un fenomeno, quindi, per quanto riguarda l'associazione Ronchi, la nostra associazione, un fenomeno innanzitutto culturale che deve essere preso in esame partendo da un lato dalle vicende storiche. Abbiamo sostenuto, sosterremo nelle diverse conferenze che verranno tenute, che con l'inizio del centenario dell'inizio della prima guerra mondiale è né più né meno che il centenario dell'inizio di una guerra che è proseguita, della quale la seconda guerra mondiale è un proseguimento, della quale l'attuale terza guerra, quella che noi abbiamo definito per primi come la prima guerra finanziaria mondiale, adesso ormai viene detto la terza guerra mondiale, è un ulteriore proseguio. Speriamo sia un epilogo che finalmente liberi i popoli europei da questa dipendenza da gendarme americano, che però vuole essere salatamente pagato, profumatamente pagato per questa funzione di gendarme, che comunque svolge e intende svolgere, pur non avendo più la capacità e la forza economica di un tempo. Anzi, per quanto riguarda l'economia e per quanto riguarda lo status della società americana, molto ci sarebbe da dire, molto ci sarebbe da chiedersi al riguardo. Ora, ci troviamo di fronte quindi a un'epoca in cui dovremo necessariamente affrontare questo problema. Questo problema ha una larga matrice culturale. Dobbiamo anche imparare dagli errori, perché di errori si tratta, o dalle omissioni commesse in Scozia, per prepararci meglio noi, perché è evidente che, ad esempio, quello che agli scozzesi è mancato è un sistema di relazioni preventive, di ragionamenti preventivi fatti con coloro che potevano essere interessati o coinvolti nella vicenda di questa indipendenza. È evidente che è palese che lo stesso errore non possiamo commetterlo noi, che rispetto a ciò che si intende fare occorre avere preventive aperture, preventive indagini, preventivi accordi per far sì che questa indipendenza, questa autonomia non sia qualcosa di sterile e piccolo, destinato a fiorire così come a morire nell'espace de matin. No, deve essere qualcosa di stabile, qualcosa di effettivamente ben progettato, qualcosa di culturalmente vivo, che deve andare a muovere un po' tutti gli elementi, tutti i settori che più culturalmente sono interessati o possono essere interessati a una vicenda di questo tipo. Francesco, abbiamo un ascoltatore in attesa. Sentiamo. Pronto? Sì, pronti? Pronti, via. Sì, salve, Padania Libera, sono Franco da Varese. No, quello che è successo in Scozia non è una cosa... io credo che la Scozia dipenda molto di più economicamente dall'Inghilterra che non la Padania da Roma, voglio dire. Per cui una certa... perché si figuri se gli scozzesi non avrebbero rinunciato alla loro libertà, se avessero potuto
è un po' come, diciamo così, il cane e il lupo, ecco. Il cane mangia se sta legato alla catena e il lupo vive selvaggio, ecco, capisce? Penso che economicamente la Scozia dipenda molto di più dall'Inghilterra che non la Padania dall'Italia, ecco. La saluto e la ringrazio. Grazie. Sì, sono fatti tutti, per carità, sono tutti fatti da valutare, però ripeto, come associazione culturale lancio il messaggio: occorre valutarli anche culturalmente. Ora, che sotto un profilo del prodotto interno il rapporto fra Padania e il resto dello Stato nazionale italiano sia esattamente il rovescio rispetto a quello fra Scozia e Inghilterra, certamente è così, però teniamo anche conto che proprio per questo motivo è molto più difficile separare un'area che è produttiva come la nostra rispetto a quella che era meno produttiva, cioè ci sono anche questi aspetti. Ora, a mio avviso, ripeto, quello che è da intraprendere è un approfondimento, uno studio culturale approfondito, tale per cui quando si promuove e quando viene a maturazione la possibilità di scelta, sia una possibilità di scelta maturata, molto chiara, con conseguenze molto evidenti e anche con problematiche messe sul tappeto in modo culturalmente approfondito, perché a quel punto io li voglio vedere i nemici, perché noi abbiamo i nemici della libertà in casa, perché lo Stato nazionale italiano è sostanzialmente uno Stato oppressore, anche solo per quella pressione fiscale, per i lacci e i lacciuoli burocratici, la criminalità che caratterizza questa struttura e che Due chiamate, Francesco. Tale per cui non è che si possa dire tranquillamente è una struttura che comunque è neutra o è una struttura che serve a qualcosa. È una struttura negativa nella sua sostanza, che impedisce il lavoro, che impedisce, che fa venire meno la voglia di lavorare, che solo un pazzo può pensare di affrontare per poter intraprendere un qualcosa, perché nel momento in cui intraprende, quello che mette sul piatto già metà gli sparisce. Quindi indubbiamente c'è tutto, ha un potere clamoroso, enorme, che artiglia la volontà del singolo e delle collettività e delle comunità. Quindi occorre chiaramente avere una preparazione di base, saper rispondere alle domande, saper porsi i problemi e sapere dare soluzione, saper dire che cosa accadrà, quindi sapere anche i sacrifici ai quali si può andare incontro. Non è necessario che ci si vada incontro, ma che si potrebbero dover affrontare. Francesco, abbiamo due chiamate in attesa. Possibile. Avere un quadro il più preciso Francesco, possibile. mi senti? Certo, dimmi. No, diciamo che abbiamo due chiamate in attesa, due amici ascoltatori. Sentiamo. Pronto? Sì, buona Padania, sono Cristiano Sempre. da Pavia. Sempre. Sì, volevo dare solo un dato che Dimmi. forse non è passato nel periodo appunto precedente al referendum della Scozia e vedo neanche adesso. Allora, a meno che non abbiano sbagliato a stampare sul Corriere della Sera, quindi sia un errore tipografico, quando avevano messo in parallelo i dati della Scozia rispetto a quelli del resto del Regno Unito, la Scozia, pur avendo una popolazione che era un quinto o anche meno rispetto al resto del Regno Unito, aveva un PIL che era uguale. Cioè il PIL della Scozia pro capite era considerato uguale, perché se fossero stati indipendenti gli scozzesi avrebbero beneficiato di quell'enorme quantità di petrolio che era collocata nel Mar Nero, perché loro avrebbero avuto a disposizione il 90% dei siti estrattivi. Quindi anche il discorso di dire che loro avevano paura dell'indipendenza, che avrebbero avuto un danno dal punto di vista economico, anche questo, dati alla mano, non pare essere vero. Io mi permetto però di insinuare solo un dubbio non suffragato, ma la mia impressione è che questo referendum qua, come dire, avesse un po' già un destino segnato. Cioè, mi ricordo un po' come il referendum che hanno fatto in Italia dopo la guerra tra monarchia e repubblica. Cioè, la monarchia non avrebbe mai potuto vincere, perché qualcuno aveva deciso che l'Italia doveva diventare una repubblica e quindi comunque avrebbero vinto i voti a favore della repubblica. Perché vedere gli inglesi che si lasciano scappare comunque la Scozia anche per un voto popolare
la vedo dura per come insomma gli inglesi tradizionalmente si sono sempre comportati quando c'era un interesse importante in ballo. Magari mi sbaglio, però il dubbio mi rimane. No, è un'osservazione che accogliamo e sulla quale occorre meditare. Grazie, ringrazio tantissimo. No, certo, è un ragionamento che è così, molto lineare, molto chiaro, un contributo molto, molto importante. Sentiamo l'altra telefonata. Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno. Che cosa si può dire oltre dopo questo trattato? Innanzitutto le coincidenze tra appunto questa questione dell'indipendenza della Scozia e tutto il discorso relativo alla Russia. Praticamente qui l'alleanza nord-atlantica che ha giocato in entrambi i fronti contro. Ma io vedo che con questo trattato, con questa indipendenza, insomma, voto sull'indipendenza, prima di tutto si è creato un precedente e poi cambiando un po' argomento in metro della situazione, secondo alcuni studiosi di statistiche e anche di nuove scienze così, praticamente basta l'1% della popolazione per effettuare un cambiamento. Questo lo dicono scienziati, matematici, perché ha a che fare con correggo un attimo, cioè lo spostamento dell'1% in ambiti qualificati e molto rigidi provoca il crollo di situazioni irrigidite. Questa è l'esatta determinazione. Quello che credo faccia riferimento al radioascoltatore è questo, cioè praticamente se tu hai una struttura estremamente rigida, estremamente strutturata, nel momento in cui l'1% di quella struttura che più è rigida, più è a rischio, basta lo spostamento dell'1% per provocarne il crollo. Questo che voleva dire, credo. Prego. Ma lo studio delle nuove scienze dice anche che praticamente per effettuare un cambiamento basta anche meno dell'1% della rata dell'1%. Questo è un fisico ex NASA, si chiama Gary. No, è vero, è quello che stavo appunto cercando di spiegare ai radioascoltatori, è questo. Quindi è senz'altro positivo il futuro. Grazie, buona trasmissione, buona Padania. Grazie, questo è vero, cioè praticamente un'altra osservazione, un altro punto di vista che bisognerà proprio tenere in grande considerazione è quello dello studio delle rigidità della struttura dello Stato nazionale italiano. Cioè queste rigidità, se attaccate, basta poco per farle crollare. Quello che diceva l'ultimo radioascoltatore è vero, serve uno studio approfondito, servono valutazioni fatte da chi ha occhio e se ne intende e poi ha la fiducia dei politici che le devono attuare, però indubbiamente anche questo è un punto di vista, è una visuale, un angolo di visuale che ovviamente nei partiti che sono dediti alla spartizione non viene nemmeno tenuto in considerazione, ma per chi generosamente vuole attingere un'indipendenza, un'autonomia, indubbiamente sono punti che servono moltissimo. Basta poco, più una struttura è rigida, perché si cerca l'indipendenza dei singoli popoli all'interno dell'Europa? L'ho detto prima, perché il fenomeno globalizzatore, nel momento in cui diventa negativo, se incontra un qualcosa di rigido, di complesso, come è oggi la struttura dell'Unione Europea, con un mercato fossilizzato su un euro che non rispecchia i singoli mercati e le singole situazioni interne, provoca un disastro nel momento in cui viene provocata l'onda negativa. È chiaro, un'altra chiamata. Se c'è una ripartizione, questo non avviene. Ecco, questo è anche lo stesso ragionamento che faceva l'ultimo radioascoltatore, validissimo. Un'altra chiamata in attesa, un altro ascoltatore. Sentiamo. Pronto? Francesco, buongiorno, Alberto da Torino. Ah, come stai Alberto? Molto bene, grazie. Bene, sono contento. Senti, per non sottrarre troppo tempo alla tua trasmissione, direi che l'intervento dell'ultimo ascoltatore mi supporta in quello che era il pensiero che volevo passarti e che ti passo. Tu sei partito bene a fare la storia dei 150 anni di questa nazione. Mi domando,
forse prima di poter analizzare bene gli eventi che si svolgono fuori da questa nazione, come per esempio quello scozzese, sarebbe opportuno, almeno questa è la domanda che ti faccio, non credi che sarebbe opportuno fissare una volta per tutte, a dispetto del fatto che la storia la scrivono i vinti, quello che è la storia di questi 50 anni? Perché potrebbe arrivare il risultato, quantomeno parallelo, del riuscire anche a vedere quelle che citavi giustamente nell'ultimo passaggio, cioè le rigidità di questo Stato. Cioè, credo che sarebbe ora anche per trarre un unicum anche di fronte a quelli che sono i movimenti più indipendentisti o le frange più indipendentiste che sono passate da noi e magari adesso non ci sono più, proprio di fare una storia che parta tranquillamente da quel fatto della monarchia che si amplia, di quella monarchia eletta anche lì forse a livello europeo, per arrivare alla situazione attuale dove 4 familiari pagano per tutti gli altri 20, cioè parlo delle regioni. Certo. E che è quella rigidità che secondo me, una delle rigidità che secondo me smosse un pochettino potrebbero far crollare anche un po' l'armadio. Chiudo qui, lascio spazio. No. Tanti auguri, io ti sento parlare. Ti ringrazio, pienamente d'accordo, cioè teniamo conto che non so se avete notato, sono fioriti un sacco di costituzionalisti, specialmente negli ultimi 20 anni. Ora, tutti esperti, tutti grandi esperti, costituzionalisti, cioè della Costituzione, di esperti di diritto internazionale piuttosto che di teoria della politica, filosofia della politica, non ne avrete mai sentiti o sentiti molto pochi. Francesco? Per quale motivo? Perché siamo purtroppo in chiusura. Francesco, concludi pure il ragionamento e poi dobbiamo salutare. Prego. Siamo purtroppo arrivati alla condizione che mai nessuno, quello che diceva da ultimo Alberto, mai nessuno ha poi fatto un'esatta storia, divulgato l'esatta storia di come è venuta a formarsi la nostra Costituzione e quale significato adesso nell'ambito storico che viene posto. Ecco, questo può essere un ulteriore argomento che noi andremo a trattare in futuro, collegandolo con questa guerra dei 100 anni che ha caratterizzato la storia dell'Europa. Lascio spazio alle trasmissioni successive, vi abbraccio tutti, vi ringrazio tutti, vi saluto tutti, viva il Lombardo-Veneto, viva la Padania e viva l'Europa dei popoli. Grazie a Francesco Nosari, abbiamo ascoltato lo spazio del Centro Culturale Roberto Ronchi. Nella casa del futuro l'energia è pulita e la tecnologia diventa amica dell'ambiente. Laghi Alpini